Allora rieccoci, Ring, stiamo raccontando da ieri sera le elezioni amministrative 2018, l'abbiamo fatto anche nel nostro notiziario, nel nostro telegiornale delle 12:30, continuiamo adesso per parlare e per analizzare il voto, non di solo Treviso e Vicenza si vive, per cui avremo anche due sindaci neoeletti, o meglio neoriconfermati, e li presento subito. Presentiamo però intanto gli ospiti e poi cominciamo ad analizzare il voto. Intanto è rimasto con noi, rimarrà ancora un po' con noi Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico, ben ritrovato. Per continuare un po' a parlare di questa sconfitta, ovviamente sia ovviamente a Treviso con la sconfitta di Giovanni Manildo al primo turno. Abbiamo invece uno dei vincitori, uno dei vincenti, diciamo, Davide Acampora, Forza Italia. Grazie, buongiorno. Buongiorno, prima sensazione? Dai, insomma, siamo contenti di aver ripreso in mano la città. Lo speravamo e il primo turno è stata insomma, una vittoria schiacciante, quindi... La sensazione insomma di essere andati oltre le previsioni? Esatto, sì, sicuramente sì. Tutti, insomma, la maggior parte aspettavamo il ballottaggio, eravamo già pronti, però poi insomma abbiamo visto che non è servito e Mario è stato un fiume in piena. Adesso ne parleremo. Poi abbiamo, come dicevamo, due sindaci neo riconfermati, e allora abbiamo Alberto Cappelletto, neo riconfermato sindaco di San Biagio di Callalta. Buongiorno e complimenti intanto. Beh, grazie, sicuramente i complimenti vanno estesi a tutti i cittadini, a tutti coloro che hanno partecipato a questa tornata amministrativa e hanno determinato anche questo risultato. E poi Cristina Andretta, neo riconfermato sindaco di Vedelago. Buongiorno e complimenti anche a lei. Grazie, grazie. Allora, diciamo centro-sinistra e centro-destra, insomma, quindi abbiamo proprio l'equilibrio delle parti. Abbiamo visto poco fa, abbiamo sentito poco fa nel precedente blocco di Maratona con Ferdinando, mentre eravamo in diretta con la conferenza stampa delle 12, poco dopo le 12 di Mario Conte sotto la loggia di 300 con Luca Zaia, la telefonata in diretta di Matteo Salvini, che si è complimentato ovviamente con Mario Conte. Zorzi, come le è sembrato questi complimenti di Salvini? Beh, più che i complimenti di Salvini credo un po' tutta una serie di parole che sono state pronunciate in quella sede. Io capisco il folklore, capisco anche il clima da festeggiamento, qualche ombra di troppo, però effettivamente lì si è sconfinato nel cattivo gusto. Cosa non le è piaciuto? Beh, Gentilini che dice l'abbiamo seccato al primo colpo, Zaia che consegna la fascia la bandiera del leone dicendo a Conte che è più importante della fascia che porta al petto, le parole di Salvini che dice che è impegnato e rivendica con orgoglio quello che sta facendo in queste ore, tenendo in ostaggio 629 persone a bordo di una barcarola con 11 donne incinte e altrettanti bambini. Io credo che questi siano toni che francamente Treviso non merita. Io credo che qui siamo di fronte a quello che avevo detto nella precedente sessione, a un clima culturale che ha pesato fortemente su questo nostro risultato. Un clima culturale che si verifica, che si dimostra proprio da queste affermazioni, perché se l'avessimo dette noi del centro-sinistra, del PD, saremmo stati accusati di essere minimo eversori. Invece qui sembra che stia passando tutto liscio. Quando io dico clima culturale che ci ha visto contro, io parlo proprio di questa situazione che permette all'altra parte politica di dire cose che sono veramente gravi, che sono un'offesa al senso delle istituzioni. Consideri che ad esempio Manildo invece in una delle ultime battute di campagna elettorale si è presentato da Salvini con tanto di fascia tricolore, da sindaco a neonominato ministro degli interni, proprio per rivendicare il fatto che le istituzioni vanno rispettate con grande, direi, attenzione e quasi sacralità. Qui siamo invece di fronte a quel clima da corrida che Treviso aveva dimenticato in questi 5 anni. Risultato però netto alle urne, quindi un significato lo ha. Ma certo, io infatti non nego il fatto che purtroppo qua siamo di fronte a una sconfitta ineccepibile e bruciante. Noi al primo turno, sconfitta in questa maniera, è chiaro che vuol dire che i cittadini hanno punito Giovanni Manildo, ma la punizione la trovo molto ingenerosa e credo che il vento nazionale che ha aspirato e che sta aspirando in Italia, appunto il vento politico, qui a Treviso abbia aspirato in maniera particolarmente forte. Io mi rifiuto di pensare che i cittadini di Treviso considerano la città che Manildo ha consegnato loro peggiorata rispetto a 5 anni fa, così come a Vicenza, così come anche a San Donà. Eppure noi paghiamo il prezzo di questo clima culturale che ci sta penalizzando. Ti chiedono qualcosa, ve lo
lo dico anche, dopo andrà via, per cui chiedo a lui le ultime 2 domande. Questa sconfitta, il fatto poi che Manildo, adesso magari lo risentiamo, dica che non si dimetterà, insomma, non sarà in Consiglio Comunale. Lei è il segretario provinciale del PD, indica una riflessione questa sul PD da fare dopo questa sconfitta? Beh, senz'altro la riflessione... Certamente anche dopo quanto era successo il 4 marzo, appunto. Però Treviso in qualche modo il PD aveva tenuto, diciamo così, questo però è un altro schiaffo. Io dico che appunto noi stiamo vivendo una fase storica che ci vede chiaramente in difficoltà. I valori che noi portiamo avanti e le nostre idee in questo momento non sono riconosciute, la solidarietà e l'accoglienza, i cittadini hanno evidentemente altri bisogni, altre esigenze. Qui va fatta una riflessione seria sul motivo per cui non siamo così in sintonia con i cittadini, ma una riflessione che parte a prescindere dal leader che si dimette, a prescindere da Giovanni Manildo, che ringraziamo per il lavoro che ha fatto, e credo che le sue dimissioni siano comunque il modo per poter lanciare un nuovo gruppo dirigente cresciuto grazie a lui. Però qui la riflessione va fatta a tutti i livelli di questo campo politico. Noi ci troviamo adesso in una forte situazione di difficoltà che non è solamente legata agli eventuali limiti di certe amministrazioni a Treviso e a Vicenza, ma va collocato su un piano molto più ampio, e quindi la riflessione sarà chiaramente molto più approfondita. Allora chiedo alla regia di rimandare quei 30 secondi di Manildo, poi andiamo da Davide Acampora e commentiamo quei 30 secondi di Manildo in conferenza stampa. Il prossimo Consiglio Comunale andrò sicuramente a salutare, ringraziare e anche salutare tutte le persone che si siederanno in Consiglio Comunale, sia che siano dell'opposizione sia che siano della maggioranza. Io non rimarrò in Consiglio Comunale, non perché ritenga una cosa da non fare, ma penso che sia il momento in cui io mi dedichi di più al mio lavoro e alla mia famiglia, quindi questa è la mia decisione. Allora, Davide Acampora, queste le parole, anche le lacrime di Manildo, dice Zorzi ha vinto un clima culturale diverso, è così? Beh sì, rispetto a quello che dice l'esponente del PD, insomma, penso che Treviso sia peggiorata in questi 5 anni e la vittoria schiacciante che ha avuto Mario Conte lo dimostra. Abbiamo visto una differenza, diciamo, sostanziale da 5-6 anni rispetto a 5-6 anni fa, basta girare per la strada, la sporcizia, gli accattoni, la cura del verde, cioè, ci sono tantissime cose, il poco rispetto per i quartieri periferici, quindi Manildo sicuramente ha pagato lo scotto. Certo, per carità, c'è anche da dire che ci sono contingenze storico-politiche che hanno portato a Manildo anche di pagare il prezzo, per esempio, di questa immigrazione incontrollata, del quale lui non ha di certo tutta la colpa, però comunque si poteva gestire meglio. Vorrei fare una riflessione su quanto ha detto Manildo in conferenza stampa. Io credo che sia un errore non restare in Consiglio Comunale. Gentilini è rimasto a fare le sue battaglie per rispetto dei propri cittadini. Come lo interpreta lei? Voler lasciare la barca quando, diciamo, sta affondando è sbagliato. Lui deve restare, deve portare avanti, diciamo, deve essere il capolista dell'opposizione. Voglio dire, il lavoro da avvocato può farlo benissimo. Io ho fatto 5 anni di opposizione e non ho mai avuto problemi con il mio lavoro, quindi si organizza. Penso che sia un errore, ma anche proprio a livello anche, diciamo, sostanziale, perché abbandona la barca quando gli altri consiglieri magari avrebbero proprio bisogno di lui. Proprio in questo momento in cui il PD ha toccato i minimi storici, lui deve stare in carreggiata, secondo me. L'ha fatto Gentilini, insomma, perché non deve farlo lui? Se posso... Sì. No, io credo Intanto che... chiedo alla regia se mi preparate la grafica con le liste, il riepilogo delle liste a Treviso, che volevo fare una riflessione anche poi sulla forza delle liste. Sì. Io credo che il gesto di Giovanni sia un gesto di grande coraggio e di grande umiltà e va riconosciuto come tale. Giovanni in questi 5 anni si è speso tantissimo per portare avanti una trasformazione della città,
Purtroppo i cittadini l'hanno punito, ripeto, secondo me in maniera molto più ingenerosa. Al primo turno di solito, so, se vediamo altre amministrazioni in giro per l'Italia, capisco che la città è sporca eccetera, però se andiamo a vedere altre città in giro per il nostro paese vediamo situazioni ben più drammatiche di Treviso. Mi pare che siamo in una situazione da Bronx. Detto questo, io credo che il gesto di Manildo invece sia un gesto di grande coraggio, di grande umiltà, vada riconosciuto come tale. Lui si è speso tantissimo in questi 5 anni, ha creato un gruppo anche di energie nuove che merita di avere appunto adesso tutta la fiducia. Giovanni non è che scomparirà dal nulla, lui ci darà comunque una mano come punto di riferimento per la sua esperienza. Dopodiché, se permetti, credo che rimanere in Consiglio Comunale come Gentilini a continuare a fare una figura folcloristica, francamente io a Giovanni gliela eviterei volentieri. Non sono d'accordo. Dice che comunque è un dovere, insomma, per chi l'ha votato? No, allora, intanto non capisco la contrapposizione tra la figura folcloristica di Gentilini. Gentilini veniva in Consiglio Comunale e diceva quello che pensava e faceva le sue arringhe. Però rispetto nei confronti dei cittadini comunque lui deve starci, ma non per fare folklore, per fare politica. Cioè, allora a questo punto annulliamo le opposizioni, cosa servono? Cioè, io allora per 5 anni non ho fatto niente, non sono d'accordo con lei davvero. Allora, a proposito di liste, adesso arrivo anche dai sindaci, rivediamo un attimo il riepilogo delle liste a Treviso, con ecco, la Lega 19%, il Partito Democratico al 16,5%, ecco, il dato insomma, di cui si è parlato anche in queste ore è il 15% della lista civica di Conte, certo, quindi dei quartieri, quindi è stato un notevole exploit. Il fatto che la lista Zaia-Gentilini abbia pesato ma meno di quello che si pensava, peraltro Gentilini con, se non sbaglio, un poco più di 200, adesso guardo meglio, 200 preferenze, quindi un dato che... 292 preferenze, ma certamente rispetto alle cifre storiche di Gentilini, lui stamattina ci ha detto in diretta, è da tanto che non c'ero, così era soddisfatto, diceva del risultato, però è indubbio che 292 voti preferenze non sono cifre da Gentilini, certamente. Ecco, a Campora 303, mi diceva che non sono ancora del tutto... Ce ne sono una trentina in più. Una trentina in più, comunque ecco, insomma un ottimo risultato. Barbisan 414 preferenze e questo è per quanto riguarda ovviamente il centrodestra. Quindi adesso allora un minuto solo per riflettere su questo, poi la pubblicità. La lista, diciamo, dei quartieri, la lista civica è stato forse l'elemento determinante. Sì, devo dire che ha sorpreso anche me, sinceramente. Qui c'è da fare una riflessione su perché la gente ha votato la lista civica di Mario Conte. Probabilmente il fatto che ci fosse il suo nome sul logo ha, diciamo così, ingannato, tra virgolette, nel senso buono, gli elettori, pensando di votare il sindaco. Molti hanno messo la lista. Però le dico, molti si pensava che la lista Zaia-Gentilini fosse l'elemento trainante, invece non è stato così. Non è stato così per questo motivo che le ho detto, probabilmente perché tanta gente per votare Mario Conte metteva più che sul suo nome la X su quella lista, perché portava il suo nome. E quindi questo ha contribuito notevolmente a far superare, è stato questo secondo me il motivo, diciamo, non ne vedo altri. Adesso la pubblicità, poi torniamo in diretta. Rieccoci in studio in diretta, ci sta per lasciare Giovanni Zorzi, ma voglio fargli vedere, se ce l'abbiamo, le preferenze, le liste del centro-sinistra con il top, se non sbaglio, che dovrebbe essere Franco Rosi della lista Treviso Civica con 475, eccolo qui. Poi Stefano Pelloni che fra poco prenderà il posto proprio di Zorzi in questo studio, 351, Roberto Grigoletto, Liana Manfio e a seguire gli altri. Questa dunque è la situazione delle preferenze, le top preferenze. Zorzi, ultima domanda prima di salutarla. Come è successo peraltro con Mario Conte, insomma, i partiti hanno avuto comunque la loro roccaforte, e vi aspettavate qualcosa di più dalla civica di Manildo, così come è stato per la civica di Mario Conte? La scelta di una civica di, come dire,
la scelta che è stata criticata da chi ha corso contro di voi, parlo di Caibi, della sinistra, di fare più civiche, meno politicizzate, ha pagato secondo voi o no? Beh, quando si cerca di puntare sul civismo è sempre un rischio. Alberto, che è qui presente, ad esempio, con la sua civica ha avuto una riconferma importante, così come in altre parti della provincia. È chiaro che una civica funziona nel momento in cui ha una sua forza espansiva. Se noi vediamo il risultato delle nostre civiche, vediamo che di fatto viene riconfermato quasi il totale della coalizione di centrosinistra acquisito e consolidato, quindi si è sgranocchiato poco fuori. C'è senz'altro da fare una riflessione su questo. Ci tengo un attimo a tornare invece su i top preferenze del centrosinistra, perché va ad avvalorare quella teoria per cui di fatto il voto sul candidato sindaco, quindi su Manildo, è stato un voto, ripeto, condizionato molto dal contesto nazionale, quindi un voto politico, mentre come vedete nelle preferenze i primi preferiti sono tutti espressione della precedente amministrazione. Questo sta a significare, come vi dicevo, che a mio modo di vedere l'amministrazione Manildo non ha fatto un male tale da essere punito in questo modo al primo turno, proprio perché si vede che poi i cittadini, nel momento in cui si trattava di scrivere il nome, quindi di avere una certa coscienza, una consapevolezza, hanno esatto. Quindi io torno a ribadire il fatto che purtroppo questo voto di Treviso, come anche di Vicenza, perché i 10 anni di amministrazione variati non possiamo considerare un decennio da buttare via, sono stati fortemente drogati da quello che è il contesto politico nazionale. Quindi questo è stato l'elemento secondo lei in più. Allora adesso farei rivedere il momento in cui c'è stato il primo incontro questa mattina di Mario Conte con Luca Zaia, la pacca sulla spalla di Luca Zaia, così diamo modo anche poi a Stefano Pelloni di entrare e dare il cambio al segretario Zorzi. E adesso ve lo prometto, vengo subito anche da voi sindaci. Quindi vediamo allora l'incontro di stamattina, il primissimo incontro. È il super sindaco, dovete dirlo a tutti. Super Mario. Ha stravinto, ha dato una grande lezione soprattutto di civiltà, di umanità e diciamo che assolutamente nasce una nuova era per Treviso, un nuovo corso per Treviso. La piccola Etene oggi c'è. E che impressione fa? È una grande emozione e un grande anche senso di responsabilità, perché i cittadini ci hanno dato fiducia e adesso da domani si aspettano delle risposte che noi vogliamo dare. Ci credeva? Credevamo di aver dato il massimo e di avere una squadra veramente forte e quindi eravamo sereni in questo. È andata veramente bene, molto bene. Quando è che ha pensato ce l'ho fatta? Devo ancora pensarci, quindi nelle prossime ore vi chiamerò e vi dirò ce l'ho fatta. Siete adesso questa conferenza convocata per dire? Per ringraziare, ci sono tanti grazie da dire e c'è da garantire ai trevigiani che da domani si comincia a lavorare. Come dice il governatore, pancia a terra ancora, però domani lo sarò io a chiamarlo alle 5 del mattino. Questo è l'allievo che ha superato maestro, scrivetelo. No. Questa è l'investitura ufficiale di Luca Zaia. Nel frattempo ci ha raggiunto Stefano Pelloni, buongiorno. Partito Democratico, uno dei volti giovani del PD di Treviso, anche se ha fatto comunque la sua esperienza del Consiglio Comunale e sperava di portare a casa insomma Certamente ho portato a casa quanto era nelle mie possibilità. Certo, diciamo che di dare una mano a Manildo alla riconferma, ma abbiamo fatto il possibile. Ecco, l'ha detto anche Manildo, avete fatto il possibile, Io vero? penso di sì, mi sento di condividere le parole del segretario provinciale Giovanni Zorzi. Se vedo anche solo il numero delle preferenze che viene espresso, vedo assessori regionali che prendono risultati davvero deludenti, vedo volti dell'opposizione molto noti che comunque prendono risultati che non rispecchiano poi un sintomo di malessere vero e proprio nei quartieri. Chiaramente i cittadini hanno sempre ragione, noi partiamo da questo assunto. Può essere stata una situazione nazionale, può essere stato uno scontento sul territorio, noi partiamo dalla consapevolezza che i cittadini hanno sempre ragione e sicuramente qualcosa lo abbiamo sbagliato. Siamo qui per ripartire, costruiremo
una vera alternativa. Io personalmente in Consiglio Comunale proverò a costruire un'alternativa seria, dura, leale per il bene della città. Devo dire che le premesse che ho visto oggi in piazza non sono le migliori e quindi saremo anche combattivi e vedremo come andrà, insomma. Come giudica la decisione di Manildo di mettersi? Ma guardi, su questo davvero da persona penso sia una scelta personale, penso abbia sacrificato in questi 5 anni molto la famiglia e non mi sento di giudicare, perché nella mia opinione potrei dire avrebbe potuto fare, non avrebbe potuto fare. Sinceramente io non sono nessuno per giudicare la sua scelta. Ha una famiglia, ha 3 figli e quindi ha tutto il mio rispetto se ha voluto proseguire una carriera professionale già avviata e anche dedicare quello che ha trascurato con la sua famiglia. Insomma, mi sembra anche una decisione su cui mi sembra sia anche un po' di bassa lega dover discutere, poteva fare, non poteva fare, ma parliamo di cose serie, ecco. Torniamo subito a Treviso, però allora parliamo con i nostri 2 sindaci, Cristina Andretta e Alberto Cappelletto. Vi rinnovo i complimenti. Allora, voi invece, a differenza di Giovanni Manildo, potete continuare, insomma, potete continuare il vostro percorso, quindi il vostro progetto. Partiamo per cavalleria da Cristina Andretta. Allora, la sensazione è stata una campagna elettorale difficile, riuscire a vincere al primo turno se lo aspettava con questo risultato molto importante, magari facciamo rivedere anche il risultato di Vedelago. È stata sicuramente una bella soddisfazione riuscire a vincere il primo turno e anche in maniera molto netta, come appunto hanno dimostrato i dati. Credo che questa vittoria sia una vittoria di squadra, sia una vittoria davvero di questa 48 persone. Noi avevamo 3 liste a sostegno che hanno saputo stare in mezzo alla gente, in mezzo al territorio ad ascoltarla. E quindi si tratta di persone nuove, alcuni erano anche uscenti, alcuni punti di riferimento davvero importanti, come il mio vice sindaco che con me insomma, ha fatto tutto il nostro mandato precedente, ma anche quello ancora prima. Insomma, siamo in amministrazione dal 2009, quindi abbiamo fatto un po' una gavetta amministrativa, se così possiamo dire. Un risultato di squadra senza ombra di dubbio, e quindi i ringraziamenti va prima alla squadra e poi ai cittadini che ci hanno riconfermato la fiducia. È stata diversa rispetto a 5 anni fa. Qui ti sentivi, e probabilmente il collega sarà d'accordo con me, la responsabilità di un mandato precedente, quindi non era solo una sfida elettorale su un candidato, su una squadra, ma insomma andavi un po' anche a percepire se i cittadini erano soddisfatti o meno dal mandato precedente, quindi sicuramente l'emozione è ancora più forte, perché insomma ci hanno dato ancora fiducia e quindi subito al lavoro per dimostrare che hanno fatto bene. Ecco, lasciamo pure il risultato in onda. Chi temeva di più dei 2 avversari, Quaggiotto o Squizzato? Ma guardi, io con Squizzato è stata nella mia giunta precedente, per cui sicuramente è stata una campagna... È per questo che dicevo che era una sfida un po' particolare, sì. Peraltro Quaggiotto ex sindaco, quindi si incrociavano storie diverse. Sì, io di Squizzato ho stima, come stima della squadra che lui ha portato avanti. Le nostre strade si sono divise per politiche e per chiaramente appartenenze differenti, perché abbiamo sempre sostenuto, ed è vero che sui temi della città, sui temi di Vedelago comunque si trova la sintesi, però alla fine è importante l'appartenenza politica, perché devi trovare un dialogo con gli enti superiori, devi trovare una collocazione precisa quando ti chiamano chiaramente a prendere delle scelte anche politiche, e quindi è stato un percorso naturale quello di tornare al centrodestra in maniera unitaria, quindi sicuramente di Squizzato una grande stima. Ecco, a Treviso si aspettava il risultato di Mario Conte? Francamente avevo il sentore positivo, chiaramente l'area del centrodestra è un'area importante in questo momento, quindi sentore positivo. Dispiace umanamente per Giovanni, perché comunque ci siamo incontrati in tanti momenti tra colleghi, umanamente per lui mi dispiace, sono molto contenta di Mario che conosco e gli faccio un grande in bocca al lupo, una grande squadra al suo fianco, quindi sicuramente io francamente sono molto contenta del risultato. Ecco, quando parlava Zorzi delle parole di Salvini di stamattina, apro parentesi, l'ha chiamata lei Salvini? No, non mi ha chiamato. Perché ha chiamato Conte, ma può darsi che la chiama, magari un sms, un WhatsApp, no, non si sa. No, non si sa, vedremo, lo aspettiamo con piacere. Ecco, le parole di Zorzi diceva, insomma, hai cambiato, c'è una cultura diversa. Ma non sono d'accordo, perché giustificare il fatto adesso che lui ha detto sono cose di bassa lega, i cittadini hanno demotivato Giovanni. Giovanni ha fatto il suo e probabilmente ha fatto il suo
troppo bene, ma adesso non andiamo a dire che i cittadini non sono per l'accoglienza, i temi dei cittadini sono altri. Ai cittadini oggi credo che dobbiamo tornare a dare la priorità a loro e dei temi nazionali, seguirli, capirli, però quello che è mancato secondo me e che dovremmo impegnare sempre a mantenere noi è il rapporto con le persone. Dobbiamo stare in mezzo alla gente ed ascoltare loro, perché prima vengono loro, poi vengono gli altri, quindi non è che non siamo accoglienti, non è che non siamo, la cultura è cambiata. I cittadini sono in difficoltà, lo sono da molti anni in difficoltà, hanno bisogno di maggiore attenzione. Punto, e di maggiore ascolto, e quando tu dai ascolto, che non significa sentire, significa ascoltare e dare la priorità ai loro problemi. Poi tutto il resto i cittadini lo capiscono. Noi abbiamo parlato di accoglienza, l'abbiamo fatto a Vedelago pur essendo di centrodestra, non abbiamo fatto degli incontri pubblici e li abbiamo spiegati. I problemi vanno spiegati e capiti, ma devono sentirsi che prima vengono loro e poi viene il resto, insomma. Pubblicità, poi parleremo anche con il neo sindaco riconfermato. Cappelletto. E eccoci in diretta a Ring. Allora, Alberto Cappelletto è un esempio in questa giornata, insomma, in cui si parla molto in Veneto del centrodestra, rischia di essere una mosca bianca, ma un sindaco che ce la fa con civiche, però insomma di sapore centrosinistra, insomma di carattere centrosinistra. Lei ce l'ha fatta, come ha fatto? Ma non credo di scoprire l'acqua calda, una ricetta particolare. Aveva un avversario del centrodestra, Lega, insomma. Un avversario importante, voglio dire, voi per tutto quello che sta avvenendo anche a livello nazionale, non indifferente. Ecco, perché il vento allora del centrodestra a San Biagio non ce l'ha fatta, secondo lei? Probabilmente perché ha creduto nella nostra proposta politica, anzi, togliamo il probabilmente, ha creduto nella proposta politica, diceva anche prima Andretta. Da sindaci siamo portati a mettere in primo piano le persone e le esigenze delle persone. Ecco che le nostre realtà, che sono sicuramente anche di una dimensione minore rispetto alle grandi città, ci permettono anche di essere in mezzo alla gente in modo costante e significativo. Chiunque ti può trovare nel locale pubblico anche facendo la spesa, ed è l'occasione per poter dare riscontro a quelle che possono essere le esigenze. Questo aiuta un amministratore e gli amministratori a poter dare delle risposte in un tempo molto più breve. Ecco, si aspettava a Treviso quanto accaduto? Faccio la stessa domanda che ho fatto a Cristina Andretta. No, sinceramente ero molto concentrato anche sulla mia campagna elettorale, quindi non avevo tanto, però tra colleghi, ecco. Cioè, diciamo che per un sindaco uscente, quantomeno dove ci sono le realtà che si va al ballottaggio, la speranza è sempre quella di poter vincere al primo turno o quantomeno di poter sviluppare un ballottaggio per poter avere l'occasione o anche l'opportunità di portare avanti ancora le proprie proposte. Poi certamente l'esito elettorale è sempre il cittadino che lo decide e quindi dobbiamo essere rispettosi perché ogni cittadino ha le proprie istanze, le proprie esigenze e quindi giudica in modo, io dico, sempre corretto. Ecco, allora nello specifico le cifre 61 e 18, quindi è un risultato simile insomma a Cristina Andretta, quindi ben oltre il 50%, e il suo avversario Andrea Catto, Lega, Forza Italia e una civica che si è fermato al 38-81. Ha parlato con il suo, ecco qua, ha parlato con il suo avversario? No, non ho ancora avuto la possibilità di parlarci. È lui che dovrebbe fare i complimenti a lei? Non è un problema, lo dico anche qua pubblicamente perché sto ancora ricevendo in questo momento tutta una serie di messaggi o di telefonate di congratulazioni, quindi lo faccio pubblicamente. Voglio ringraziare innanzitutto tutti coloro che ci stanno mandando questi messaggi. Certo. Nello stesso momento però voglio ringraziare la politica, perché la politica e gli amministratori, coloro che ci mettono la faccia, a prescindere che si possa perdere o si possa vincere, è comunque un momento in cui si confrontano delle idee e attraverso quelle idee possiamo dare delle risposte ai cittadini. Questa è deve essere sempre la nostra stella polare.
Quindi grazie ancora a coloro che danno il contributo per poter amministrare bene. Affluenza peraltro inferiore, ma al di là dei vostri comuni, insomma in generale, ma, ha pesato anche forse la data, ha pesato il giorno unico secondo voi? Sì, può anche essere che abbia pesato la data con un'affluenza minore per l'affluenza minore. Sicuramente l'adrenalina o le aspettative erano molto diverse perché 15 anni fa, almeno per me, aver vinto con 15 voti al photo finish, come si dice, 15 voti di differenza era stato un risultato importante. Qui siamo all'esatto opposto, insomma. Sì, io posso dire tranquillamente abbiamo raddoppiato il nostro consenso, avevamo il 28% la volta precedente, questa volta essere al 62, 61 è un risultato significativo molto importante. Cristina Andretta, l'affluenza secondo voi ha pesato in generale? Sì, io credo di sì, ha pesato sicuramente la scelta della data, post termine delle scuole, a giugno, a metà di giugno, quando chiaramente già sta partendo l'estate, le prime vacanze, insomma, è pesata molto perché se quando si dice che vogliamo una partecipazione ai cittadini dobbiamo anche renderla più agevole possibile, quindi io avrei scelto francamente la data di 5 anni fa, che era comunque a fine maggio, l'anticipava di 15 giorni, ma la trovavo una data più consona. Poi c'è una grande riflessione da fare, perché se ancora oggi alle politiche locali, alle amministrative locali va il 55% di persone a votare, la riflessione deve essere fatta ancora in maniera pesante. Significa che ancora, nonostante noi siamo in mezzo alla gente, come diceva il collega Alberto prima, manca ancora quell'affezione di nuovo sulla politica. Siamo tutti stanchi di sentire parlare politica, ma ancora nell'amministrazione hai la possibilità di andare a dire al sindaco cosa va bene e cosa non va bene, prima, durante e soprattutto dopo la campagna elettorale. Diceva, ti trovano dappertutto, e secondo me è la cosa fondamentale, perché ti guardi bene di non fare errori o di qualche scelta impopolare. Quando le fai scelte impopolari poi ne rispondi e immediatamente, non è che aspetti chissà quanto tempo. Poi vi chiederò, pensateci, cos'è che vi spinge a fare i sindaci, perché penso il mestiere più difficile, ma voi continuate imperterriti a fare i sindaci, poi vi chiedo la risposta. Torniamo a Treviso. Durante la pubblicità, insomma, Davide Campola diceva, insomma, faceva così, colloquiava un po' con Stefano Pelloni, parlava della campagna elettorale. Non vi ho visto molto attivi nei quartieri, forse il segreto è stato quello di essere più vicino alla gente? Beh, mi aspettavo una campagna elettorale da parte del centro-sinistra un po' più mordente, un po' più, diciamo, accattivante. Avevano le risorse, comunque avevano anche la possibilità del fatto che c'era il sindaco uscente, che è sempre avvantaggiato indubbiamente, no? Però insomma, vi ho visti soltanto l'ultimo mesetto girare per i quartieri in bicicletta, pensare alle asfaltature, fare promesse, cioè loro hanno basato la loro campagna elettorale su quello che avrebbe fatto Manildo piuttosto di quello che aveva fatto, e questo che i trevigiani ovviamente non ci sono cascati, perché insomma, pensare a tutti i progetti, alle promesse, quando poi per 5 anni di concreto non è stato fatto niente, sono 2 piazze nuove che suonano come 2 cattedrali nel deserto, insomma alla fine i risultati sono questi. Ecco. Pelloni, è così? Svelerò un concetto di straordinaria novità al consigliere Campora, la differenza fra il parlare delle promesse e parlare delle opere pubbliche già finanziate e con un piano esecutivo in atto. Svendendo Treviso. Ma svendendo Treviso di cosa? Comunque i cittadini hanno deciso, però questa è la differenza, non abbiamo parlato di promesse, abbiamo parlato di opere pubbliche già finanziate e che verranno realizzate con successo, ci auguriamo e staremo attenti dalla giunta di Mario Conte. Dopodiché è stata una campagna, secondo me, voglio vedere come fa a dire che avevamo i soldi visto che faccio presente al consigliere Campora che la Lega Nord ha eletto 11 parlamentari, il Partito Democratico ne ha eletti 0. Sì, insomma, ma ti ricordo che la Lega Nord ha le casse bloccate per altre questioni. Per quali altre questioni? Si sa questa cosa qua. No, quindi no, però la questione secondo me è che i parlamentari hanno potuto sicuramente
sicuramente foraggiare la campagna elettorale di Conte, insomma, così come anche il mio Presidente ragionamento non era Zaia. puramente monetario. Dal punto di vista finanziario proprio no, non possiamo dire che avevamo le finanze. Dopodiché abbiamo provato, abbiamo fatto una proposta ai cittadini, avevamo 160 candidati che mi sento di ringraziare uno a uno perché ci hanno messo la faccia e hanno fatto un lavoro straordinario in tutte le vie, in tutte le piazze, in tutti i quartieri. Come mi sento anche di ringraziare i 220 candidati della coalizione di Mario Conte, perché anche loro hanno fatto un lavoro straordinario che non mi sento minimamente di giudicare, straordinario. Grazie perché ci hanno messo la faccia, almeno questo possiamo dirlo. In una stagione in cui la politica va così poco di moda, trovare in tutto, saranno state 600 persone che hanno deciso di spendersi per una proposta politica, qualunque essa fosse, penso sia stato bello. Quindi prima di dire se abbiamo avuto mordente o non abbiamo avuto mordente, io dico grazie a tutti, ecco, abbiamo fatto una cosa bella. Un'analisi però della sconfitta l'ha fatta e lo diceva anche Giovanni Zordi, segretario provinciale, perché si deve fare una riflessione poi anche per ripartire ovviamente sul futuro del PD io sono trevigiano. di sinistra e sono interista, quindi sono un professionista nelle analisi della sconfitta. però insomma sicuramente le analisi su cosa ha funzionato e non ha funzionato le faremo una un po' domanda a che è mente stata fredda. posta questa mattina nel corso della diretta con Ferdinando Avarino al sindaco era avete fatto le cose ma non avete comunicate bene, può essere anche questo? Ma certamente questo è stato uno dei problemi, ce l'abbiamo messa tutta anche su questo, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa. Come potranno dimostrare sia la sindaca che il sindaco Cappelletto, la comunicazione al cittadino è sempre l'aspetto più complesso, perché è sempre la sfida più importante. I cittadini non saranno mai soddisfatti perché comunque ci sarà un cittadino che non ha ricevuto l'informazione che desiderava. Ce l'abbiamo messa tutta, proveremo a fare meglio, insomma, certamente. A Campora è così, ha fatto le cose ma non le ha comunicate bene, Manildo? Oppure non le ha fatte? Per me è un trevigiano che per 5 anni non vede il sindaco presenziare a nessuna cerimonia, non andare... Non è vero, dai. Insomma, e dopo l'ultimo mese lo vede in bicicletta, girare per i quartieri, e insomma, preoccuparsi delle asfaltature, della segnaletica orizzontale, insomma, di tutto quello. Insomma, alla fine penso che abbiano fatto un'analisi del lavoro complessivo e abbiano premiato invece chi porta a porta si è sempre sbattuto per 5 anni. Pelloni però ha detto una cosa, ha detto voi finanziato opere, quindi voi godrete dei frutti preparati da loro. Beh, ma come voi avete goduto di tanti frutti tipo il bailo e altre tipo cose... i debiti che abbiamo risanato. Insomma, adesso non voglio entrare tecnicamente, no, tecnicamente i debiti li abbiamo Pelloni, di quante ridotti, cose avete insomma. goduto voi che aveva già imbastito la Lega? Adesso non mettiamoci qua a parlare. Voi avete svenduto una prefettura, il palazzo della prefettura, che avete incassato 7, posso terminare? Che avete incassato 7 milioni e mezzo. Avete svenduto le quote SAVE, in modo che adesso tutti i trevigiani contiamo il 2 di picche con l'aeroporto. Guarda che c'era un'offerta pubblica sì, d'acquisto, Davide, però prendiamo in giro i cittadini, sono cose che tu sei un consigliere bravo, intelligente, le cose le sai perché devi abbassarti perché a questi avete fatto livelli. le promesse non abbiamo con quei soldi, niente, perché i soldi che avresti avete fatto un danno erariale, no. Sii serio con i cittadini. I soldi che invece avreste dovuto utilizzare di bilancio li avete spesi, quindi quello che avete promesso l'avete promesso svendendo la città, e questa è la verità. Svendendo la città. La prefettura l'abbiamo lasciata col vincolo pubblico al Ministero degli Interni, che c'è sempre stato. Non c'entra chi l'ha lasciata, il comune di Treviso che è non è mai stato proprietario della prefettura, c'era prima della provincia, di cosa stiamo parlando? Vabbè, comunque Adesso allora, pubblicità, perché la mandaia della pubblicità è fondamentale, poi vediamo cosa dice Alberto Cappelletto su questo discorso. Ring ancora per parlare di queste elezioni amministrative 2018, stavamo parlando di le cose da fare, le cose fatte, la comunicazione. Alberto Cappelletto, sindaco rieletto di San Biagio di Callata. Ma diciamo che stavo osservando un ring, eravamo veramente sì, in un questo ring. Si chiama ring ed è il ring di quello che succederà da qui nei prossimi 5 anni. Mi permetto di entrare in un dibattito che non è il mio, però so che ho ricevuto da parte delle minoranze, coloro che hanno perso,
ho ricevuto anche le congratulazioni e ritengo che tutta una serie di dinamiche, di temi o di scontri devono essere sempre lasciati nei luoghi opportuni e quindi nei consigli comunali. Io oggi parto dal presupposto e faccio un aneddoto che ho portato in campagna elettorale. Si dice sempre che colui che va e colui che viene, il cassetto, i progetti che sono all'interno di un cassetto. Bene, noi abbiamo risposto perché vogliamo fare la differenza. Quando siamo arrivati noi, e abbiamo vinto 5 anni fa, il comune era amministrato da un'altra forza politica, quindi il sindaco uscente ha lasciato la sua eredità e quindi nel bene e nel male, nel bene e nel male ha lasciato. Quindi abbiamo trovato qualcosa nel cassetto. Noi ci siamo permessi di dire sì, benissimo, non stiamo là a dire cosa c'era e cosa non c'era, l'abbiamo svuotato quel cassetto e l'abbiamo riempito. L'onere di svuotarlo e di riempirlo sarebbe stato per qualcun altro oggi con questa tornata. Ci siamo noi, lo svuoteremo di nuovo e lo riempiremo di nuovo. Quindi sono sicuro che anche a Treviso l'amministrazione precedente ha lasciato qualcosa, ha lasciato nel cassetto qualcosa, progetti, opere da poter realizzare a beneficio della collettività. L'onere sarà adesso di coloro che amministreranno oggi di svuotarlo e di ritornare a riempirlo, perché è così che funziona. Il cittadino deve sempre, o quantomeno la politica, ha l'onere sempre di produrre qualcosa, perché altrimenti vuol dire che è ferma. Quindi aspetteremo fra 5 anni, come è giusto che sia, il giudizio dei cittadini nuovamente sulla nuova amministrazione. Cristina, o sulle nuove amministrazioni. Andrei d'accordo con questo discorso, c'è questo elemento, oppure comunque è vero che alcune eredità pesano più di altre? Ma è vero che pesano più di altre, perché ci sono certe scelte che non puoi cambiare. Noi abbiamo parlato per esempio del tema scuole, l'abbiamo fatto comunque con un ragionamento tenendo conto di quello che hai trovato. Noi stiamo parlando di riorganizzazione, perché Vedelago ha 7 scuole, di riorganizzazione delle scuole elementari e delle scuole primarie, e abbiamo fatto un plesso unico che andremo a inaugurare, spero quanto prima, fare la posa della prima pietra, scusate, non inaugurare perché dobbiamo partire con i lavori, ma la precedente amministrazione aveva investito sul mantenere ogni scuola in ogni frazione, quindi devi tenere conto delle eredità, a volte pesanti, a volte meno. Io credo che il collega Alberto abbia detto una cosa importante, cioè tutti comunque lavoriamo a livello locale per il bene comune per i nostri cittadini. Ogni progetto è importante, ogni progetto va mantenuto e va portato avanti, a volte va raddrizzato e a volte magari va più accantonato rispetto ad altre scelte, però credo che abbiamo ancora una fortuna qui nelle nostre aree, che è quella che stiamo lavorando ancora con passione con i cittadini davanti, e quindi ancora sono tutte cose positive, insomma trovi poche cose devastanti. Adesso, se mi rimettete vedo che siete d'accordo su questo, ecco. La tabella delle liste, volevo un attimo ragionare, visto che abbiamo con noi Davide Acampora di Forza Italia. Ecco qua, allora, Forza Italia 3,7%, si aspettava di più, lei ha fatto il boom, diciamo, però è l'unica nota positiva forse di questa tornata per Forza Italia, si aspettava qualcosa di più? Ci aspettavamo qualcosa di più, certo, la situazione nazionale, diciamo, non ci sta aiutando, stiamo vivendo un periodo comunque di declino, quindi insomma qua a Treviso abbiamo retto. Io voglio fare i complimenti davvero a quei ragazzi che hanno corso insieme a me. Io voglio ricordare che Francesco Di Midio e Veronica De Angelis, che sono rispettivamente il secondo e il terzo, hanno rispettivamente 27 anni e 22 anni, quindi c'è anche un processo di rinnovamento del nostro partito e naturalmente ne abbiamo pagato lo scotto. Abbiamo reinvestito sui giovani, siamo ripartiti da zero, Forza Italia 5 anni fa non c'era, quindi io vedo il bicchiere mezzo pieno. Mi sono anche interfacciato con la dirigenza, ho ricevuto anche le telefonate dell'onorevole Baratto che mi ha ringraziato per il lavoro svolto stamattina, e diciamo che conveniamo appunto sul fatto che è un punto di partenza. E i giovani sono, diciamo, la parte fondamentale di questo nuovo progetto. Peraltro Forza Italia sarà comunque presente in giunta perché De Checchi è il vice sindaco, secondo il ticket, diciamo. Sì, De Checchi, ci sarà Andrea in giunta e io lo appoggerò nei banchi del Consiglio. Insomma, ecco, però questo risultato non rischia comunque di far avere scarso peso comunque nell'ottica dell'alleanza Forza Italia anche per il futuro, per quello che potrà accadere in futuro a livello nazionale, visto che i rapporti non sono buonissimi. Certo, adesso tecnicamente potrebbe sicuramente essere così,
però penso che comunque i patti a Treviso siano leali, siano chiari e quindi non si toccano. Vabbè, certo, sì, avete appena vinto, per cui non credo che vadano a rovinare questa cosa, però diciamo il peso di Forza Italia, forse Forza Italia pensava di avere un po' più di peso. Sì, avremmo voluto più di avere più peso, nell'ottica sarebbe stato della coalizione, nell'ottica dell'alleanza. Io fino a stamattina presto, che guardavo i risultati del tablet, insomma, nella mia notte insonne che ho passato, speravo che scattasse il secondo consigliere. Sarebbe bastato qualche voto in più, anche 200-300 voti in più, insomma avrebbero potuto darci un maggior peso e anche magari lavorare meglio io con Francesco, che sarebbe poi stato lui, no, il secondo. Quindi, no, Francesco Di Midio. Di Midio, sì. Quindi sì, questo non è avvenuto, faremo le nostre cose, faremo la nostra politica e saremo un alleato, insomma, come ci siamo sempre dimostrati, fedele e andiamo avanti, insomma. Stefano Pelloni, siamo quasi in chiusura, voglio chiudere poi con i sindaci con quella domanda che avevo fatto. Però Stefano Pelloni, dovesse dare un aggettivo, dovesse descrivere in una parola queste ultime 24 ore per il PD trevigiano, per la sua esperienza. Cioè adesso come si guarda? È già iniziato, diciamo, il confronto, fiducia? Comunque fiducia, saranno 5 anni di lavoro duro e intenso? Diciamo che essendo il più votato nelle liste del Partito Democratico sicuramente sento la responsabilità di dover rappresentare gli ideali che muovono il Partito Democratico e tanti militanti nell'opposizione che ci guiderà verso la giunta di Mario Conte, quindi sicuramente responsabilità. Per altri versi, per quanto riguarda il mio risultato, c'è una sorta di orgoglio perché io ho, diciamo così, ripreso le stesse preferenze che avevo preso 5 anni fa con il Partito Democratico che fa 10 punti percentuali in meno, quindi nei tanto vituperati quartieri di San Zeno che Davide per 5 anni mi ha rimproverato in consiglio comunale che erano stati dimenticati dai cittadini, bla bla bla, ho preso le stesse 100 preferenze, ecco, quindi sono molto contento. È chiaro che invece c'è un po' di anche delusione perché ci aspettavamo almeno il ballottaggio e poi dopo pensiamo che il giudizio su Manildo, un sindaco straordinariamente gentile e generoso, sarebbe dovuto essere diverso, però i cittadini hanno sempre ragione. Il più votato nel PD, 2023 un Pelloni, un Pelloni sindaco candidato. Non ho ancora 27 anni, non ho ancora 27 anni, sono entrato in consiglio comunale che ne avevo 21, adesso ne ho 26, comunque penso che insomma quando sarà, però diciamo che ci sono sicuramente altre persone molto più preparate, molto brave all'interno del centro-sinistra. 5 anni comunque sono un'eternità e vedremo quello che accade. Appunto. Allora, ultima domanda, avete la risposta. Io vi chiedo, Alberto Cappelletto e Cristina Andretta, chi ve lo fa fare a fare il sindaco? Perché il mestiere più difficile del mondo, però lo avete rinnovato questo impegno. Passione, la passione, dai. Rispondiamo in questo modo, la passione, ci stavamo confrontando tra anche passione, follia e le persone, dai, perché poi alla fine io credo che quello che ci spinga sia le nostre squadre, i cittadini che incontri. La voglia di poter incidere e fare la differenza, questo. Ma c'è qualcosa che sta cambiando per i sindaci? Meno difficoltà, i lacci del patto di stabilità che si allentano, c'è qualcosa di diverso o la situazione per voi che spesso in questi anni siete scesi a Roma con la fascia tricolore è un po' migliorata? Io ho grande fiducia che adesso le cose devono migliorare per forza e aspetto con ansia i risultati della grande autonomia. E poi devo dire che vedo tanti giovani che si stanno avvicinando nuovamente e sono fiduciosa che quando i giovani fanno un passo vuol dire che ancora stiamo arrivando ai ragazzi e saranno loro il nostro futuro, quindi secondo me l'investimento sta lì, di nuovo a riavvicinare la gente, i ragazzi alle istituzioni e alla politica. Lo ricordava Cristina Andretta, domani l'incontro Zaia-Stefani a Roma, al di là del colore politico è un incontro importante, è un passo ulteriore col neo Ministro degli Affari Regionali per l'autonomia che vi interessa da vicino? Certamente l'autonomia è un tema dove ci siamo anche pronunciati sia come cittadini ma anche come amministrazioni lo viviamo con la necessità di poter utilizzare le nostre risorse a pieno. Ecco. Farebbe la differenza. Farebbe la differenza e in modo particolare mi sento di dire, per chiudere, abbiamo bisogno di
lasciare le amministrazioni che possono assumere, perché oggi possiamo avere le risorse ma siamo bloccati le amministrazioni sono bloccate perché non hanno il personale per portare avanti questo può essere una delle istanze, insomma, sì, che possono essere superate. Allora ringrazio i nostri ospiti, si chiude anche questo altro blocco di ring. Allora Davide Campora, Forza Italia, complimenti per il risultato ottenuto. Stefano Pelloni, Partito Democratico, complimenti per il risultato ottenuto, perché comunque è un risultato importante. E buon lavoro a tutti, buon lavoro ovviamente anche a Alberto Cappelletto e Cristina Andreetta, che hanno il compito importante, quindi si meritano un bravi per quello che hanno fatto. Allora, a prossimi appuntamenti ci sono i telegiornali dalle 18:30, ovviamente il telegiornale del Veneto, il telegiornale di Venezia e di Treviso, con tutti i risultati, tutte le considerazioni, ma anche la cronaca di oggi ovviamente, e poi 20:10, 21:15 ring. Ricapitoleremo tutta quanta la giornata con Ferdinando Varino. Ci sarà il neo sindaco di Treviso Mario Conte e tanti altri ospiti e collegamenti. Grazie per averci seguito, alla prossima.